Pasqua. Amiche e amici, un carissimo augurio a ciascuno di voi e che la luce e la forza della Pasqua entri davvero nelle nostre case. I cristiani anticamente si salutavano così: Christos anesti, il Signore è risorto. E cosa vuol dire? Siamo invitati a immaginare che il Signore arrivi come un marziano, così passando attraverso i muri e colpo di scena, Lui è qui. Cosa ci racconta il Vangelo nel giorno di Pasqua? Vorrei prendere qualche spunto e qualche provocazione dal Vangelo di Luca, quel brano del Vangelo che risuona nella liturgia della notte, nella liturgia della veglia pasquale. È l'incontro delle donne con la tomba vuota e con questi due uomini che si presentano a loro in abito sfolgorante. Chi sono? Lasciamo aperta la domanda. Sono angeli? Ma qui non si parla di angeli, si parla di uomini. E spesso nella Bibbia queste presenze, no, che sembrano evocare l'angelo del Signore, in realtà sono presenze umane. Chissà che non capiti anche a noi di trovare qualche essere umano che veramente porta una luce, ecco, nella nostra vita e ci invita a fare magari qualche percorso interessante. Per esempio questi due uomini dissero loro alle donne, no? Un po' impaurite, con il volto chinato a terra di fronte a queste presenze: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E poi, per capire che lui è vivo, questi uomini cosa dicono alle donne? Un imperativo, un comando. Ecco, la Pasqua, ricordiamoci che la Pasqua contiene un comando, un ordine, un imperativo. O se non sopportate tanto i comandi, prendetelo come un'esortazione, un invito, una speranza, un auspicio. Ricordatevi, ricordatevi, ricordate. Ricordate cosa? Ricordate come vi parlò quando era in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ricordate. E questi uomini rimandano le donne alla Galilea, al tempo della formazione. Tra l'altro queste donne vengono dalla Galilea, anche loro come i discepoli di Gesù, no? Perché Luca è l'unico evangelista che ci dice che attorno a Gesù, dietro a Gesù, accanto a lui, c'è un gruppo di uomini, ma c'è anche un gruppo di donne, che vengono sempre nominate, anche qui vengono nominate, sono le stesse: Maria di Magdala, Maria Maddalena, Giovanna, una donna ricca, moglie dell'amministratore di Erode, pensate un po' quali donne seguivano Gesù, Maria madre di Giacomo, e le altre. In un altro passo Luca dice le molte altre, e molte altre. Queste donne sono invitate a ricordare, a fare memoria di che cosa? Del tempo della formazione, cioè ricordare le parole di Gesù, magari ricordare anche i suoi gesti, tutto ciò che lui ha detto e ha fatto. La Pasqua è un comando potente. Il giorno di Pasqua ci dice: ricordate il Vangelo, ricordate tutto ciò che Gesù ha provato, ha insegnato, ha trasmesso, quella carica di vita che lui ha portato nelle esistenze frantumate di tanta gente, lebbrosi, ciechi, ragazzi e ragazze morti, e il dolore di una madre che deve portare al corteo funebre il proprio figlio, vedova, unico figlio. Le viscere di Gesù, le viscere di compassione, ricordatevi le viscere di compassione di Gesù, ricordate ciò che lui è stato, ricordate questo suo desiderio continuo non di togliere la vita ma di dare la vita, e allora capirete come mai è morto, come mai è stato crocifisso, come mai lui stesso si è consegnato.
e non ha assunto altre posture come mettere in salvo se stesso, pensare a se stesso o ammazzare gli altri o organizzare eserciti per combattere i nemici. Gesù ha detto: ma no, amiamoli i nostri nemici, no? Ricordatevi di lui, ricordatevi di ciò che è stato. Pietro nel giorno di Pasqua ci fa sentire, in realtà sono gli Atti degli Apostoli, è sempre Luca che ci fa sentire il discorso di Pietro nella casa di Cornelio. Chi è stato Gesù? Un uomo che, rivestito di Spirito Santo e di potenza terapeutica, è passato sanando e beneficando tutti coloro che erano sotto il potere del male. Ecco, quest'uomo, ricordatevi chi è stato Gesù e ricordatevi quanto vivo era, è e sarà, perché lui è amore. Per questo lui è finito sulla croce e sulla croce ci ha mostrato la Pasqua. Perché un uomo che dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, e prega così nei confronti di coloro che lo stanno uccidendo, quest'uomo è veramente il risorto, è lui il risorto, non è un altro. E credere in tutto questo significa sperimentare con questa forza di vita che può diventare anche il senso e l'energia che veramente ci permette di rinascere e di risorgere ogni giorno, come sono risorti loro, questi uomini e queste donne. Buona Pasqua davvero di cuore a ciascuno di voi.